Athletic Club Palermo, playoff mancati ma con record di punti stagionali, quinto posto blindato. Dall'altra parte Bonifato si giocherà tutto all'ultimo, 60 minuti per decidere il suo destino. Amici sportisti e amici del calcio a 5, io sono Ludovico Campuso e questa è l'ultima giornata del campionato Serie C1 Girone A tra Athletic Club Palermo e Bonifato Alcamo Futsal. Le formazioni in campo per i padroni di casa: cominciamo con una formazione un po' rimaneggiata da parte di Mister Minosi. In porta abbiamo Riccardo Romeo, la numero 1, con la numero 4 Lupiacco, con la numero 6 Tuzzolino, capocannoniere della squadra, nonché la sua corsa personale contro Calvaruso del Trem, numero 9 Gandolfo, numero 11 Giuliano, numero 14 Restivo, numero 19 Delisi, numero 20 Vallecchia, numero 21 Tabita, numero 23 Vitale, numero 24 Di Cara e numero 15 Alberto Mosca. Per il Bonifato abbiamo con la numero 30 il portiere Under Baiamonte, numero 9 Butera, numero 6 Calamusa, numero 3 Di Gaetano, numero 22 Faraci, numero 29 Imperato, altro juniores, numero 17 Lamia, numero 23 Melia, numero 21 un altro juniores ancora Milazzo e numero 5 Stellina. Le squadre sono pronte al loro ingresso in campo, ci sono le ultime dichiarazioni di vita con la stagione che sta appunto per finire. Questo è l'ultimo atto davvero e possiamo sentire già la carica. Siamo praticamente pronti al fischio inizio tra queste due squadre. Quintetto che potete vedere con Giuliano, Tuzzolino, Vallecchia, Restivo e Romeo. E Bonifato che invece si schiera pronta lì con il quintetto. Sta per cominciare l'incontro, aspettiamo davvero l'ultimo fischio e si potrà partire tra pochissimo davvero. Gli ultimi accorgimenti gli ultimi accordi dell'arbitro, accorgimenti. Si potrà partire, ripeto, con quest'ultimo atto di stagione con Resultana che comunque Athletic Club Palermo con obiettivi dichiarati purtroppo mancati per loro. I playoff era l'obiettivo di stagione, però hanno fatto record di punti stagionali, assolutamente hanno triplicato il loro bottino maturato l'anno scorso. Una squadra competente e rivoluzionata e oggi potranno dimostrare di concludere la stagione con grandissima dignità e rispetto della categoria. Bonifato che invece davvero si gioca tutto. Aspettiamo il sincro degli orologi, si potrà partire. E si parte con il Bonifato, subito palla al suo capitano, ancora il giro palla, Giuliano in parziale pressione e subito il primo errore, c'è la rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo, si incarica il giovane Vallecchia, ancora palla all'indietro, Restivo per Tuzzolino che la tiene lì, Tuzzolino, Vallecchia può puntare sinistro, è la sua mattonella, Restivo prova subito ed è palla respinta, va avanti il Bonifato con l'incursione in solitaria sulla laterale, fermato tutto ed è rimessa laterale per gli ospiti, si incarica la battuta il numero 17 Lamia, giro palla all'indietro con adesso il possesso palla di Imperato che riesce il primo dribbling e non il secondo. Vallecchia ferma tutto e può ripartire con attenzione. Tuzzolino, ancora Tuzzolino, la alza, Vallecchia con calma riesce a gestire il Restivo, Tuzzolino, Vallecchia pronto a puntare sul sinistro, Vallecchia ancora rimpallo, fortunato per il Bonifato che va in avanti, piccola trattenuta di Vallecchia ed è primo fallo e anche in questo caso primo giallo della partita per il numero 20 Umberto Vallecchia. Sentita la decisione ufficiale, numero 20 Umberto Vallecchia ammonito. Calcio di punizione che batterà il capitano numero 9 Butera. Butera, la rincorsa lunga, pronto a calciare, Romeo la blocca sicuro. Romeo alza il pallone lungo per Giuliano, un po' potrebbe esserci un ponte, ma l'arbitro lascia correre. Gioca Imperato dal basso. Giuliano a pressare
è ancora Bonifato che può gestire con calma la manovra con una pressione comunque alta del Club Palermo, con Restivo in particolare, ed è palla lunga del portiere Bagliamonte, palla per Imperato in aria col tacco, attenzione, stava inventando un bellissimo gol Imperato, salva tutto la Club Palermo, brutto errore qui di Tuzzolino, poca concentrazione, tiro fuori da parte del numero 17 Lamia, ed è rimessa al fondo. La Club Palermo ha rischiato davvero tanto qui. Tuzzolino la gira per Vallecchia, ancora Restivo col tacco per Giuliano, ancora Vallecchia, Tuzzolino, Restivo, imbucata interessante col tacco Giuliano. Il Club Palermo si è prodotto in un'azione spettacolare, meritava una conclusione decisamente migliore. E qui errore, il portiere non la potrebbe toccare, c'è stato un errore nella ripresa, palla fuori. Giochiamo e poi la ripresa. Ci sono un po' di proteste per la ripresa. È un errore. Va bene, gioca. È un errore perché non riesce a uno invece di gioco. Vallecchia, Tuzzolino, Restivo, ancora il Club Palermo che può gestire, Restivo, Vallecchia, Giuliano può puntare, la gira alla fine per Restivo, sempre il giro palla sapiente della Club Palermo, Tuzzolino che può puntare, fa sedere l'avversario, prova a centrarsi, non ha spazio, scarica il Restivo, Restivo di prima per Giuliano, palla di ritorno, è interessante, butta la ferma tutto e va in avanti Imperato, la tiene in campo Tuzzolino, l'aveva tenuta decisamente in campo, ha preferito la rimessa ed è palla per Restivo, Tuzzolino ancora, Tuzzolino, palla sulla tre Giuliano, l'occasione Giuliano, Bagliamonte salva tutto. Il Club Palermo che sta tenendo il pallino del gioco, ancora Restivo, Vallecchia, palla sul piede sinistro, la gira, Restivo, palla dentro per Vallecchia, in anticipo Butera ed è rimessa laterale contro la Club Palermo, rimessa laterale Bonifato che può giocare con Lamia. Imperato largo, vediamo chi servirà, penso che servirà il numero 22 Faraci, lo vedete dentro l'aria, quasi in prossimità dell'area avversaria, che adesso viene incontro e prende il pallone, ma Vallecchia legge bene, ancora Umberto Vallecchia, la può girare per Alessandro Giuliano, ancora Giuliano, ruleta, palla Vallecchia dietro, Restivo, ancora Restivo, Vallecchia, gioco di gambe, può puntare, Vallecchia rimpallo, perde il pallone, va in avanti il Bonifato, non la tiene in campo, rimessa laterale ancora il Club Palermo con il pallone dal basso, Restivo, sempre Tuzzolino, Vallecchia vuole velocizzare l'Atletic, Giuliano con fortuna, qui Giuliano, e questo è fallo, viene fischiato dall'arbitro quasi sulla linea di rigore, in realtà è leggermente più indietro, c'è calcio di punizione, una buona occasione per la conclusione da parte del tiratore designato, dovrebbe essere, penso, Restivo per come si sta sistemando, ma no, è Tuzzolino che si tiene, sistema il pallone, pronto per la rincorsa. Queste sono occasioni importanti, vediamo come sistema il portiere della barriera, in questo caso deve essere molto attaccata e non spalzata come si fa sempre. Tuzzolino, la rincorsa, Tuzzolino, tiro fuori. Altra occasione importante per la Club Palermo, ancora siamo sullo 0-0 per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, vi possiamo ricordare che bisogna seguire la partita sui nostri canali social degli Sportissimi, Facebook e Instagram, in particolare YouTube per la diretta di oggi. Ed è ancora la rimessa, Tuzzolino palla in mezzo, respinge Butera, calcio d'angolo per l'Atletic Club Palermo che può andare dal basso, Vallecchia, Tuzzolino, il dribbling, Tuzzolino lo prova, tiro fuori, sta prendendo le misure pian piano, Giovan Battista Tuzzolino, messa al fondo, Bagliamonte, lungo con le mani, ottimo il colpo di tacco, passaggio per Lamia, interessante, Lamia trova il gol ed è 1-0 Bonifato, Romeo veramente incolpevole qui, comunque 0-1.
Grande passaggio di tacco di Faraci ed è 0-1 per il Bonifato Futsal Alcamo, con Athletic Club Palermo che sembra essere stato deconcentrato in questo caso e può ricominciare comunque la squadra padrona di casa a gestire. Tuzzolino, Vallecchia, Restivo, ancora Vallecchia, Tuzzolino, Vallecchia, Restivo, Tuzzolino, Vallecchia, può puntare, Tuzzolino lo prova, grandissima parata di Baiamonte, a mano aperta, calcio d'angolo. Tuzzolino, ripeto, piano piano sta prendendo le misure, ne vediamo delle belle davvero. Intanto calcio d'angolo, Restivo, alza il pallone proprio per Tuzzolino, lo prova ancora, palla fuori. Baiamonte, palla lunga, sulla stessa scia di prima, la stessa azione. Stavolta Tuzzolino c'è a coprire ed è rimessa laterale, sempre alla battuta Lamia. Può giocare corto per Butera. Lamia, Butera ancora. Palla in mezzo, grande dribbling di Faraci sul Restivo. Faraci può andare, Faraci, palla fuori. Bonifato decisamente galvanizzato dal gol segnato e si sta correndo un po' ai ripari, mister mio, con questi cambi volanti. Delisi, l'uomo che potrebbe essere in più in termini di velocità e freschezza, proprio lui, Delisi, tocca il pallone, ancora può puntare Delisi. Cambio gioco verso Tuzzolino, Restivo, ancora Restivo, Tuzzolino con calma, Delisi adesso, Delisi pronto a puntare, Delisi all'indietro, Tuzzolino con l'esterno ed è calcio d'angolo per l'Athletic. Restivo, palla in mezzo dentro, Butera recupera, non ci arriva, palla fuori. Restivo, Delisi, Tuzzolino prova il passaggio di primo, imparato, legge bene, ancora imparato, lo può tenere il numero 29, imparato, palla lunga, Butera e c'è Romeo che la gioca per Giuliano che vuole avanzare. Giuliano, Delisi, Roberto Delisi la tiene lì. Restivo, Tuzzolino gioca sulla linea di fondo, Giuliano, Tuzzolino, tiro respinto, Delisi deconcentrato, la prende Faraci, prova il dribbling, Restivo in soccorso ed è calcio d'angolo per il Bonifato Futsal Alcamo in vantaggio 0-1. Questo pomeriggio è abbastanza soleggiato, devo dire, quello di Palermo. Calcio d'angolo battuto, gioca a corto Butera, palla in mezzo, Romeo recupera e va Tuzzolino che può puntare in contropiede. Tuzzolino, doppio passo, gioco di gambe, Tuzzolino apre il sinistro, tiro respinto, Delisi resiste, perde il pallone, Faraci lungo per Butera, Butera ci arriva, Butera dietro la linea di fondo, Romeo respinge col pugno, poi Romeo esce e si avventura, palla per Delisi che può avanzare, Tuzzolino è da solo, Tuzzolino si ferma, la finta, il tiro, grande salvataggio di Butera e gioca Faraci. Gioca molto bene in difesa il Bonifato, ha davvero salvato l'occasione. Butera, palla lunga, Restivo usa il corpo, usa le mani in maniera decisamente un po' al limite. Restivo, palla che viene ripresa dall'arbitro, probabilmente restituita, esatto, palla per Romeo che la può giocare per Restivo. Tuzzolino, Delisi, ancora Delisi, intanto è entrato il numero 9 Vincenzo Gandolfo, Delisi pronto a puntare, Delisi per Tuzzolino di prima, Restivo, ancora manovra prolungata dell'Athletic Club Palermo, sempre il capitano Tuzzolino, Delisi, Tuzzolino, Restivo, Delisi all'indietro, si crea lo spazio per il tiro, Delisi non riesce a tirare, poi Tuzzolino, tiro fuori, poteva servire forse in migliore posizione Vincenzo Gandolfo, preferito il tiro, Tuzzolino, palla lunga, fuori, rimessa laterale del Club Palermo. Restivo, Gandolfo riceve il pallone, può proteggere, la gira per Delisi.
Buona palla toccata qui dal giovane numero 9. De Lisi, gioco di gambe, De Lisi la tiene con la suola, la gira per Tuzzolino. Ancora Tuzzolino, restivo adesso. Tuzzolino, ha lo spazio per il destro, si ferma sul sinistro il tiro. Buttare e poi De Lisi. Tiro fuori, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Riccardo Palermo che comunque c'è e che dimostra di voler concludere la stagione nel miglior modo possibile. Calcio d'angolo battuto, ancora De Lisi. Può puntare. Si ferma lì Alberto De Lisi ancora con le finte. Palla all'indietro, Restivo. Tuzzolino di prima per Restivo. Restivo deve prendere un po' di campo e va De Lisi. De Lisi danza sul pallone, lo spazio per il tiro viene fermato all'ultimo e c'è palla lunga e c'è il fallo che viene fischiato dall'arbitro ed è altro calcio di punizione. Vuole battere velocemente Tuzzolino. Ovviamente l'arbitro stava parlando, ha battuto la punizione rapidamente, con il fatto che protesta per il fatto che ha battuto rapidamente, ma l'arbitro ha deciso per il calcio di punizione che verrà battuto adesso. De Lisi pronto al tiro. Alberto De Lisi sicuramente proverà il tiro, vediamo. Tuzzolino a supporto. De Lisi la rincorsa, può provare. De Lisi, è un passaggio per Tuzzolino. Baiamonte para ancora una volta su Tuzzolino ed è calcio d'angolo, sempre sul risultato di 0-1 come potete vedere in grafica. Ed è il Club Palermo che cerca di recuperare la partita. Schema 3 chiamato dai ragazzi misteriosi. Restivo. De Lisi. De Lisi viene pressato, perde il pallone. Va adesso Restivo. Tuzzolino ancora possesso palla dei padroni di casa. Gandolfo. Restivo. Tuzzolino. Restivo. Gandolfo cerca l'imbucata. Gandolfo recupera tutto regolare. De Lisi. Palla per Restivo. Palla dentro. La deviazione di Butera ha rischiato l'autogol. Altro calcio d'angolo. Il Club Palermo che si produce in un buon futsal. Ed è un altro calcio d'angolo per i ragazzi di Mister Miosi. De Lisi alla battuta, Tuzzolino di prima, palla in mezzo, Gandolfo scivola sul pallone e può andare in contropiede di Bonifato. Palla per Faraci che prova il tiro, esterno della rete. Palla lunga di Romeo con le mani per Tuzzolino, stop a seguire. De Lisi, pronto lì. De Lisi ancora, se lo crea lo spazio, tira De Lisi, palla fuori. Sta sparando un po' a salve il Club Palermo oggi. La palla lunga, controllo di Faraci e poi imperato, ma c'è Romeo che respinge come meglio può. Altro cambio entra Paolo Di Cara, calcio d'angolo per il Bonifato. Imperato. Butera, palla in mezzo, Restivo a coprire. E c'è il contropiede, potrebbe esserci con De Lisi che prova a infilarsi in mezzo a 3. Tenta lo bianco al posto di Restivo intanto. Rimessa laterale del Club Palermo. De Lisi. Lo bianco di Cara. Gioco fermo da parte dell'arbitro. Passati signori a 10 minuti si è interrotto quando l'ho fermato, quindi da adesso arriviamo a 10 minuti. Ok, va bene così? Va bene, scusate. No, vabbè, lo sei. No, 10 minuti passati in questo momento. Ancora quando andate il Club Palermo di Cara. Recupero importante di Di Gaetano. Rimessa. Tanto, vai lungo, guarda, c'è Paolo che viene. scusate, aspetta, Dani. Ferma, ferma. Ancora un'interruzione, probabilmente c'è un problema con l'arbitro di tavolo che sta cercando di regolare il cronometro.
ovviamente si gioca a tempo effettivo, quindi quello che state vedendo scorre in realtà il tempo della diretta, non il tempo effettivo dell'incontro. Ed è adesso palla per la Del Club Palermo, che ha ripreso il gioco con Lo Bianco. De Lisi che può puntare, De Lisi si ferma, Lo Bianco, palla in mezzo dentro, la sponda di Gandolfo su Di Cara. La palla è laterale per il Bonifato. Baiamonte gioca coi piedi, rischia un po' qui Baiamonte ancora. Controllo sbagliato anche da parte di Gaetano ed è rimessa laterale per l'Atletic, che può andare con Di Cara. Ancora Lo Bianco, De Lisi che punta il numero 5 stellina, ancora De Lisi, lo supera De Lisi e poi Butera che respinge, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Atletic. Lo Bianco, Gandolfo prova il controllo, era buona l'idea ma ottiene comunque la rimessa laterale. Ancora Lo Bianco, De Lisi pronto a puntare, un Atletic Club che vuole reagire. Ancora De Lisi, la palla per Lo Bianco, c'ha lo spazio, velocizza per Di Cara, Di Cara dentro, Lo Bianco, rimpallo fortunato, palla però va fuori. Baiamonte va lungo con le mani, questa è la chiave, il pensiero dominante del Bonifato, che gioca molto per impostazione lunga. Entra intanto Marco Tabita, spazio ai giovani, spazio decisamente a una rosa rivoluzionata per la Del Club Palermo. Tabita si gira bene per un attimo, Di Cara, De Lisi a puntare, De Lisi, il tiro di punta smorzato dal portiere Baiamonte, che ancora può giocare per Butera di prima. Di Cara prova il recupero, gioca Faraci, palla dentro, Faraci può andare, Lo Bianco in anticipo, ancora Atletic Club Palermo col tacco per De Lisi. Tabita ad allargare per Di Cara, va Di Cara, palla troppo corta per Lo Bianco, le palline orizzontali sono sempre un rischio, valutate precise. Rimessa laterale per l'Atletic con De Lisi che adesso gira allo Bianco. De Lisi, Lo Bianco ancora, Di Cara, Lo Bianco, manovra un po' più lenta da parte dei ragazzi di Mister Miosi. De Lisi che prova a velocizzare un po' individualmente, De Lisi ad allargare per Di Cara, Lo Bianco il tiro, Faraci respinge con la schiena, non ci arriva, stellina. Rimessa laterale ancora, Di Cara, Lo Bianco, palla sbagliata, è ancora Bonifato che può andare, la palla lunga, sbagliata in questo caso, rimessa laterale Atletic. De Lisi pronto a puntare, De Lisi, Lo Bianco, palla dentro, Tabita sbaglia il controllo, Lo Bianco si ritrova lì, nulla di fatto ancora. Baiamonte va a lungo con le mani, Di Cara prova a lottare contro il numero 21 Milazzo e va forte Di Cara, ancora ad allargare per Lo Bianco, Di Cara all'indietro, Di Cara deve controllare, De Lisi ultimo uomo, rimessa 3 e viene servita adesso, ancora De Lisi, Lo Bianco prova a girarsi, fallo di stellina. Sembrava fallo, ora non so l'arbitro, penso abbia deciso per la rimessa laterale. Atletic, Lo Bianco, De Lisi, Di Cara, De Lisi, passaggio dai e vai, era bella l'idea, Di Cara non l'ha letta benissimo. Rimessa laterale per il Bonifato Fuzzalalcamo con Di Gaetano, Butera, lungo Lo Bianco in anticipo, Tabita dentro, parata ancora di Baiamonti spaccata e va ancora Bonifato con Milazzo e poi il Capitan Butera che la gira per Di Gaetano, ancora Di Gaetano, finta di corpo, Di Gaetano la tiene ancora lì, Lo Bianco insegue, Tabita, che ottimo il recupero qui di Tabita. Non c'è fallo secondo l'arbitro, lascia giustamente giocare, va Butera, Butera ancora, palla fuori per l'Atletic, si vede chiaramente dalle immagini.
De Lisi all'indietro per Di Cara. Lo bianco. Signori, oggi riscaldiamo o stiamo seduti? De Lisi. Lo bianco. De Lisi. Tabita ancora. Tabita può puntare. Tabita. Il dribbling gli riesce. Palla dentro. Lo bianco si gira. In difesa il Bonifato c'è ancora. De Lisi, l'azione non è finita. De Lisi, lo spazio per tirare in porta c'è. Tiro fuori di pochissimo. Possibile palla Alberto De Lisi. Rimessa dal fondo. Bonifato, palla lunga per Milazzo. Non ci arriva. Rimessa laterale. Sempre 0-1 il risultato. Lo bianco. Palla dentro, Tabita, prova lo stop a seguire, non ha visto Di Gaetano che può giocare con i compagni. Di Gaetano si avventura in dribbling e gli riesce. Ancora Di Gaetano, può puntare a campo. Di Gaetano può provare, Romeo si ritrova nei piedi, respinge bene. Riccardo Romeo. Lo bianco. Di Cara. Di Cara. Lo bianco. De Lisi. De Lisi può puntare la mia. Ancora De Lisi. Vuole lasciarlo lì e ce la fa De Lisi. Prova la giocata. Forse una di troppo. Rimessa laterale. Lo bianco. Di Cara. Di Cara il tunnel su Di Gaetano. Di Cara. Di Gaetano fa fallo. Una grande giocata di Cara. Calcio di punizione. Tutti all'impiedi. Siete tutti all'impiedi. Poi appena poi, Calcio di punizione, lo bianco alla battuta. A supporto di Cara al centro. De Lisi a disturbare il portiere. Tabita sul secondo palo. Vediamo come calcerà lo bianco. Palla dentro. Di Cara. De Lisi si ritrova lì. Alberto De Lisi. Ancora Baiamonte. Preferisce il calcio d'angolo. Athletic Club Palermo. De Lisi all'indietro. Di Cara. Spazio. Tiro. Baiamonte. Para ancora Baiamonte. Grande prestazione in questo momento del giovane portiere del Bonifato. Di Cara. Palla lunga. De Lisi stoppa bene. Alberto De Lisi può puntare. Sta spesso sul destro. Ottimo De Lisi qui. Ancora passare l'avversario. Deve allargare. Lo bianco. E trova il gol dell'1-1. Una grande giocata di Alberto De Lisi. È grande. Precisione e cinismo. Quella di Giuseppe Lo Bianco. Ed è 1-1. Un minuto, Peppino. 1-1. Adesso si è ristabilita la parità con il Bonifato che deve ricominciare. Marco principio, sono 2 o 1 e si sale. Ancora. Palla del Bonifato con Faraci. Vallecchia recupera il pallone. Lo bianco. Vallecchia. Palla dentro per Lo Bianco. Bella l'imbucata. Buttare a legge bene. E può andare in contropiede di Bonifato. 3 contro 3, parità, ma c'era Imperato che imbucava da dietro. Ed è la palla per Vallecchia. Restivo. Di Cara. Restivo. Puzzolino. Vallecchia. Restivo. Di Cara. Si crea lo spazio. Ancora Di Cara. Deve fermarsi. Allora va all'indietro su Vallecchia. Ancora Vallecchia. Prova a puntare. Restivo. Di Cara. Ancora Restivo. Manovra paziente del Club Palermo. Ancora Vallecchia che gioca attaccato alla linea. Vallecchia può puntare. Si ferma lì, un po' di fortuna. Ancora palla dentro, perde il pallone. Va il contropiede di Bonifato con Faraci contro Restivo. Faraci la lascia lì. Imperato Romeo. Respinge con la manona. Riccardo Romeo. Ed è palla per il Bonifato. All'indietro. Butera Romeo. Si tuffa bene. Tabita la tiene lì. Ed è palla Athletic Club Palermo. Time out chiamato, ora lo scopriamo dalla divisione ufficiale. Ora sentiremo l'arbitro. Time out per il Bonifato dovrebbe essere.
Il time out è sempre un momento prezioso per resettare un po' le idee, potete vedere le due squadre stanno coordinando. Bonifato e Athletic. Uno a uno il risultato. Hanno segnato per Bonifato il numero 22 Faraci e per il Athletic Club Palermo ha segnato Giuseppe Lo Bianco. Finito il time out, si può ricominciare. Mancano quanto? 3 minuti, manca 3 minuti. 3 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo con il risultato fermo e ristabilito sull'1-1. Si può ricominciare. Vallecchia. Restivo è tornato praticamente allo stesso quintetto di inizio partita da parte della Athletic Club e anche per il Bonifato di fatto. Ancora Restivo. Vallecchia. Palla sulla laterale per Tuzzolino. Ancora Vallecchia. Restivo. Vogliono velocizzare adesso la manovra. Ancora Tuzzolino. Cercano l'imbucata giusta. Vallecchia. Non c'è e allora si va dietro per Tuzzolino. Adesso Restivo. Restivo, brutto errore qui e Faraci può andare. Ancora Faraci. Dentro per Imperato. Romeo ha rischiato molto qui la difesa. Occasione sanguinosa quasi. Ed è calcio d'angolo per il Bonifato Futsal Alcamo. Quando siamo praticamente quasi alla fine di questo primo tempo. Dovrebbe essere passato almeno un minuto da quando è stato detto che mancano 3 minuti. Intanto il tiro fuori e si ricomincia dal fondo con Restivo. Vallecchia. Tuzzolino va all'indietro per Restivo. Tuzzolino, lo spazio per il tiro, la finta, si ferma. Restivo. Ancora altro errore di Restivo e va in avanti Lamia. Dentro per Faraci. La palla è troppo lunga. Restivo che sta rischiando molto per i suoi. Ancora Vincenzo Restivo. Vallecchia. Ancora Vallecchia, palla dentro sbagliata. Imperato può andare per il Bonifato. Imperato, Faraci, il tiro, Romeo. Ed è time out chiamato dal Bonifato, un altro time out quando manca davvero pochissimo, dovrebbe mancare forse veramente una manciata di secondi. Classifica che ricordiamo vede le due squadre del Club Palermo che con il quinto posto blindato, mentre invece Bonifato Futsal Alcamo, che si gioca davvero tutto in questa partita, si gioca l'accesso ai playout pari merito con la squadra praticamente subito sopra con lo stesso numero di punti, si giocano davvero i playout, quindi è una partita importantissima in trasferta per i ragazzi alcamesi che se la devono giocare contro l'Athletic Club Palermo che sembra aver perso un po' la verve. Ed è proseguo del gioco con la rimessa laterale per la Bonifato, che può giocare adesso con la palla lunga sbagliata. Qui Vallecchia può andare. Restivo. Tuzzolino trattenuto, fallo di Lamia, chiede scusa ed è cartellino giallo altrettanto, quindi un cartellino per parte per le due squadre. Ha ammonito il numero 17 Lamia. Ale 17 verde salvo. Calcio di punizione per il Club Palermo nell'attesa di riprendere il gioco.
fronte alla battuta. Tuzzolino può battere velocemente per Vallecchia. Ancora Vallecchia a puntare. Restivo, lo spazio in mezzo. Restivo ancora, cerca l'imbucata che non c'è. Allora va in avanti Bonifato con Imperato e poi Faraci. Dentro ancora Romeo, che può giocare con Vallecchia. Vallecchia può puntare. La gira per Restivo. Alza il pallone, poi mette giù Giuliano. Vallecchia sulla sinistra. Vallecchia, palla dentro. Faraci ferma tutto. Ed è rimessa laterale per la Club Palermo. Tuzzolino al soccorso. La gioca lui direttamente in porta. Tuzzolino, tiro fuori. Bonifato che dovrebbe perdere un po' di tempo. Sta giocando. La palla lunga con le mani. Faraci, grande stop a seguire Imperato. Si può fermare Imperato. Restivo c'è. Ed è calcio d'angolo. Una buona partita quella del giovane Imperato, così come quella del portiere Bagliamonte. Palla dentro, Faraci, il controllo. Faraci dentro, Romeo ha salvato una palla impossibile. Faraci, ancora Romeo, stavolta in difficoltà, ma c'è Vallecchia sulla linea. E gioca il Bonifato con Imperato. Tiro fuori. È stato un'azione repentina, rapido, molto rapida e molto rischiosa per l'Atletic. Restivo. Tuzzolino, davvero potrebbe essere l'ultima azione di questo primo tempo. Ancora Vallecchia. Vallecchia punta, si crea lo spazio al centro. Palla dentro, Giuliano. Con un po' di difficoltà la controlla, però la tiene, usa il fisico. Vallecchia. Ancora Vallecchia. La gira per Tuzzolino. Manca un minuto. Alla fine avete sentito Mister Miosi che scandisce come un orologio svizzero il tempo che manca. Restivo, palla dentro, Giuliano. Largo per Vallecchia, Vallecchia dentro, Restivo prende il palo, Vincenzo Restivo. Occasione sprecata decisamente da parte di Vincenzo Restivo. Ha preso il palo, ragazzi, palo pieno. Restivo qui, ci mette la faccia letteralmente per Giuliano. Tuzzolino col sinistro, sibila ancora il palo. Sibila ancora, Tuzzolino. Faraci. Tuzzolino ancora a provare a recuperare il pallone, c'era Giuliano, ancora Tuzzolino. Palla sul sinistro, lo prova Tuzzolino, Bagliamonte si abbassa benissimo. Grandi istinto, grandi riflessi, questo giovane portiere alcamese. Ed è calcio d'angolo per la Club Palermo. Potete sentire chiaramente gli urlacci di Mister Miosi indicare 2-2-2, ovviamente è uno schema che comunque non gli è riuscito. Palla lunga, Restivo. Miosi non è contento di questo schema che doveva avere un'esecuzione diversa. Ancora Tuzzolino, brutto errore qui e c'è Imperato che può puntare. Imperato, riesce a passare, Imperato dentro, Imperato su Romeo. Scivola all'ultimo e va in contropiede della Club. Restivo ed è fine primo tempo. Risultato sull'1-1. Amici di Sportisili, per adesso andiamo un attimo in pausa. Super spot e poi si potrà riprendere. Ferruzza supera Benè, posizione di fuorigioco. Occhio a Giovagnoli, ce l'ha sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta, Giovagnoli insiste. Piccio lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora a Casavala, mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazara, il fallo su Jailson Gomez Nobre. Risoleo, il Mazara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino. Il Mazara torna a segnare dopo 5 partite. Attenzione all'occasione Cappone Bianco. Gomez si cerca di vincere il rimpallo più efficace. Giovagnoli, Ferruzza, posizione buona per Pane Bianco. Boyang allarga tutto, Pongo entra in area, vince il rimpallo anche lui, mette in mezzo con il sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang. Il gol del 2-0 delle Mazara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il Gambiano da quando è arrivato in Italia. De Morra 1-2 con Albanese, calcio da fuori. Coco
Lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato! Batte Giovagnoli, è uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra. La prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il Panebianco. Solita scena, Panebianco verso l'interno, passaggio per Fernandez. Coco. Lancio in mezzo verso Guadagnoli, Fernandez al volo, allontana Ciancimino. Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruccia, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruccia, alla seconda da titolare, 2-1. Occhio però a Gomez Nobre che rientra, Casapalla, deviazione di Reghini, Fernandez ha preso fiducia dopo l'assist, prova il tiro dal limite dell'area di rigore. Pallone per Panebianco, cambia molte volte il Geraci, Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli, il Geraci la riprende, passa in campionato. Calcio di rigore per il Mazzara, batte Risoleo, possibilità di riportarsi in vantaggio. Il mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore, il Mazzara è di nuovo in vantaggio, 3-2. Il Mazzara vuole prendere tempo, è stato espulso Gomez Nobre. C'è un altro rosso per Panebianco, il rosso anche per Casapalla, Geraci in 10, Mazzara in 9. Pallone al vuoto, il tiro di Guadagnoli. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare con sul secondo palo, il 3-3 al 91esimo, ha segnato Bruno Reghini dalla difesa, il suo colpo di testa non segnava dal 2018. Presa fuori Ferruzza, Bene si distende, pallone ancora vivo, Fernandez, ancora Bene che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3. Il campionato di promozione girone B, Polisportiva, Lascari Cefalù 5, Promende 0. Siamo qui con il mister Grimaudo della Polisportiva. Innanzitutto un parere sulla prestazione dei vostri ragazzi. Sicuramente è una prestazione perché hai vinto positiva, però insomma i miei ragazzi lo sanno che possono dare molto di più, però siamo contenti di questo risultato. Niente, cerchiamo ormai le ultime due partite di portare più punti possibili, insomma è un peccato che sicuramente magari non possiamo raggiungere i playoff per qualche punto perso precedentemente. E quindi volevo allacciare appunto alla seconda domanda: con quali motivazioni scendere in campo per le ultime due di campionato? Ma le motivazioni loro sanno benissimo, i miei ragazzi, che devono essere sempre le stesse. Dobbiamo sempre giocare per vincere senza mai mollare, perché insomma nel calcio mai dire mai. Noi dobbiamo cercare di fare altri 6 punti e poi insomma vedere che succede dall'altra parte. Con un occhio a Galati. Certo, speriamo che magari il Galati ci possa fare un piacere a noi, però è normale che dobbiamo vincere prima noi. Devono concatenarsi un po' una serie di combinazioni, di situazioni. Certo, questo lo sappiamo benissimo, però quello che dico ai miei ragazzi, ho sempre detto, noi dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta e finire la stagione a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Prestazione importante, abbiamo fatto una gran bella partita, siamo partiti forte, siamo riusciti a sbloccarla subito e poi la partita si è messa nel binario giusto, siamo stati compatti, cinici quando era il tempo di essere cinici. E abbiamo fatto un grande possesso, però ho visto una squadra in salute, una squadra che sta bene e che ha soprattutto voglia. Per la promozione ancora mancano 2 partite, sappiamo che ci sono 2 finali, una a Bagheria e poi aspettiamo il Gemini in casa
e saranno 2 partite belle toste, perché sono 2 squadre che lottano per un piazzamento. Rieccoci tornati con la telecronaca dell'incontro tra Athletic Club Palermo e Bonifato. Subito il tiro di Giuliano, la palla tocca la rete di sostegno, si può ricominciare, si ritorna così col botto con la prima occasione dell'Athletic che può giocare corto per lo bianco. Ancora De Lisi si sposta, lo bianco, e qui c'è lo sbaglio e può andare in contropiede Faraci. Romeo esce, calcio in porta quasi, palla fuori, messa al fondo. Bagliamonte va lungo con le mani, Faraci, imperato l'occasione, Faraci da terra quasi, ed è rimessa. Romeo, Tuzzolino sulla trave per De Lisi, che può puntare Alberto De Lisi. Giuliano scivola, non riceve bene il pallone, rimessa dal fondo per il Bonifato nella corsa play out contro il Sant'Isidoro. In questo momento sta giocando, si giocano tutto punto a punto, pugno a pugno, pallone su pallone. Questa è la corsa play out del campionato di Serie C1 Girone A, con il Bonifato che può ancora giocare. Butera, Faraci, Giuliano riesce a tenerla in palleggio, ancora Giuliano resiste, recupera il pallone, va Giuliano, lo spazio, Giuliano prova ad aprire in anticipo, Butera, va in avanti Bonifato con Imperato e adesso l'azione si velocizza. Imperato si ferma, viene scalciato. 1-1 il risultato per chi stesse guardando soltanto in questo momento la nostra diretta. 1-1 ed è calcio di punizione per il Bonifato. Matteo, a posto! Calcio di punizione, la rincorsa lunga sempre di Butera, il capitano del Bonifato. Butera, calcio in porta a Romeo sul primo palo. Tuzzolino, Imperato la tiene in campo, ancora Bonifato che vuole creare il gol del vantaggio. Ancora Lamia, Butera, raddoppiato, recupera il pallone De Lisi con la giocata per Giuliano. Tuzzolino, e c'è il contropiede. Tuzzolino, palla fuori. Non sta trovando la porta oggi Tuzzolino. Palla per il Bonifato che gioca con Butera all'indietro per Imperato. Ancora Imperato, Butera, Imperato, Bonifato che alza questo pallone, rimpallo Faraci all'indietro, anzi Lamia all'indietro per Butera, palla lunga, Imperato prova ad arrivarci, non riesce a aprire il pallone, rimessa dal fondo. Lo bianco, De Lisi può accelerare, Alberto De Lisi prova a puntare, doppio passo su Lamia, la gira, lo bianco, Tuzzolino, lo bianco, Tuzzolino, manovra paziente ancora dell'Athletic. Giuliano, doppio passa ancora, lo spazio per il tiro, invece la passa allo bianco, passaggio di ritorno, Giuliano, ed è 2-1. Una grandissima azione, un grande gol di Giuliano ed è 2-1. E può ricominciare Bonifato, adesso in svantaggio, ancora il pallone di casa, galvanizzati probabilmente al gol, stanno andando in avanti, fallo su Giuliano. Ed è calcio di punizione centrale, può battere velocemente Tuzzolino e lo fa De Lisi, ancora De Lisi, palla per Tuzzolino. C'è stato un tocco secondo il giocatore dell'Athletic, non per gli arbitri. Ancora calcio d'angolo, lo bianco, De Lisi fa il blocco, Tuzzolino, lo spazio per il sinistro, calcia Tuzzolino e lo trova il gol. 3-1 Giovan Battista Tuzzolino, il numero 6. Pam pam, 3-1 Athletic. Ancora Bonifato che deve ricominciare. Un 1-2 che sembra aver spiazzato i ragazzi ospiti.
Lo Bianco. Tuzzolino. Ancora Lo Bianco, può gestire Lo Bianco a campo, vuole avanzare, palla dentro De Lisi, Bagliamonte, davvero Bagliamonte su tutti i palloni, palla dietro, Tuzzolino, il dribbling, il sinistro ancora Bagliamonte, le sta parando davvero tutte, ha ricevuto pure una pallonata in testa, quindi bisogna fermare il gioco per verificare le condizioni, e adesso entrano i primi soccorsi in campo, la classica bomboletta spray, quasi a soccorrere il giocatore Bagliamonte, che davvero ha fatto delle bellissime parate, anche questa di fatto presa con la testa. (3-1) gol di Tuzzolino. A destra, Vito, sai, Vito. Palla sicuramente che verrà battuta da Lo Bianco, il tiro Bagliamonte lo blocca, gioca corto, Lamia, Tuzzolino, impressione, rimessa tra le Bonifato, ancora Lamia, all'indietro, Butera, impressione Tabita intanto, appena entrato, Lo Bianco imperato, La palla ha preso, Matteo, dai! imperato, la gioca per Butera. Palla lunga, Milazzo mette giù, De Lisi la tiene lì, ancora De Lisi può andare, grande dribbling di De Lisi, la giocata per Tuzzolino, va in avanti, Tuzzolino la ruleta, gli riesce, Tuzzolino fa sedere l'avversario, Bagliamonte in spaccata, Tuzzolino sta inventando una giocata magica, Tabita fa fallo su Butera, l'arbitro invita alla calma, avvertimento su Tabita. Porca troia, non è normale che sono due già in bolla! Chiede scusa Tabita, ed è calcio di punizione per il Bonifato, che può giocare appunto con questo calcio piazzato imperato alla battuta, imperato, la gioca corta, Butera suolata e va in avanti, sbaglia però e Tabita la può proteggere usando un po' il fisico, palla fuori. Ancora palla per gli ospiti che possono giocare con il suo numero 29. Ancora a gestire. Butera. Milazzo. Butera scivola e c'è contropiede 2 contro 1. Superiorità numerica per la Teddy Club Palermo. De Lisi dentro l'aria. De Lisi la passa a Tuzzolino. Forse un eccesso di altruismo qui. Tuzzolino prova a tenerla. La palla è fuori. De Lisi doveva tirare. Rimessa a Bonifato. Lamia. Butera, De Lisi in quel caso davvero doveva tirare, ancora imperato, Tabita lo ferma, rimessa laterale, imperato, Bagliamonte, Butera in mezzo, Tabita intercetta la linea di passaggio, ancora De Lisi, si ferma, sul destro, De Lisi, rimpallo, De Lisi, Lamia, calcio d'angolo. Ancora la palla in mezzo, ferma tutto. Ancora Tuzzolino, può puntare, Tuzzolino preferisce passare, Milazzo recupera il pallone, imperato. Ancora imperato, palla per Milazzo, è da solo, può stoppare, tirare di punta, palla fuori. Rimessa dal fondo Athletic. Tuzzolino, perde il pallone, ancora Milazzo può andare. Milazzo la gira per Lamia, il tiro! Simile, anche lui palo. Ed è una piccola deviazione di Riccardo Romeo, calcio d'angolo. Imperato, in palleggio la Tenelli, Lamia, De Lisi, il dribbling, qui è un eccesso di fiducia dei suoi mezzi. E mi sa che c'è un altro calcio d'angolo, entra nel frattempo Paolo Di Cara. Tabita recupera un pallone importante, può andare in contropiede Tabita, per Di Cara resiste, Bagliamonte si avventura, palla al piede, Bagliamonte può avanzare, Bagliamonte prova il tiro, palla fuori, Romeo. La gioca per De Lisi, Di Cara,
Gabriele, la prossima gamba! Lo bianco. De Lisi. Lo bianco. Di Cara. Quello centrale! Lo bianco. Di Cara. Gabriele, 2! Ancora Di Cara, lungo, linea per lo bianco, bella occasione qui, palla dentro, Tabita con la schiena, non col piede. E vai in avanti Bonifato, palla dentro, De Lisi, ferma tutto contropiede, 3 contro 2, c'è superiorità numerica, De Lisi, Di Cara, palla sul secondo palo, Baiamonte ferma tutto e va in avanti il Bonifato in contropiede, adesso sì che può andare. Butera perde il tempo di gioco, però gioca per Imperato il dribbling, Imperato dentro l'area, lo bianco, ferma tutto. E c'è il Bonifato che sta concretizzando delle belle azioni, palla all'indietro, Butera il tiro, Romeo. L'ha toccata Romeo ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Bonifato. Lamia sbaglia. C'è stata una deviazione da parte dell'Athletic Club, quindi rimessa laterale, Imperato, il velo di Milazzo per Butera, ancora Imperato. Butera. Imperato prova ad accentrarsi per un attimo, poi ritorna sulla linea laterale, sovrapposizione premiata. Non ci arriva però Imperato, rimessa laterale. Si incarica Gandolfo, che poi lascia De Lisi. Rimessa laterale Athletic. Lo bianco. Di Cara. Ancora Di Cara. Lo bianco. De Lisi. Ancora De Lisi, può puntare sulla destra, De Lisi prova a fermarsi, non c'è nessuno, perde il possesso del pallone Milazzo, Di Cara lotta sul pallone e la tiene, lo bianco per De Lisi di prima, De Lisi può andare, De Lisi punta l'uomo, Alberto De Lisi il dribbling sul sinistro, palla dentro, Gandolfo. De Lisi sta creando occasioni importanti, la Athletic Club Palermo però non le sfrutta. Battuva velocemente Gandolfo, lo bianco, lo spazio per il tiro, lo bianco non lo prova, rimpallo fortunato, lo bianco ancora, Gandolfo. Suola, prova a girarla dentro e gioca il Bonifato in contropiede con Imperato dentro di Gaetano. Di Gaetano viene fermato, mi sa da Di Cara ed è calcio di punizione. I falli sono 4. Gabriele, io prima la partita inizio che rottura di coglioni non ci siamo. 4 è il conto dei falli per l'Athletic Club Palermo. Ricordiamo sempre la sacra regola del futsal che dopo 5 falli fatti dalla squadra, la squadra che lo subisce avrà un tiro libero supplementare, un'occasione importantissima per creare il gol, ovviamente dopo il quinto, quindi si intende il sesto fallo. Al sesto fallo verrà fischiato il tiro libero, giusto specificare con precisione. Imperato, il calcio di punizione, il tiro direttamente in portapalla, fuori. Rimessa dal fondo Romeo. Ancora Romeo, lunga con le mani per Gandolfo. Viene fermato da Butera, rimessa laterale Athletic. Gandolfo alla battuta. Palla per Di Cara. Restivo. De Lisi. Ancora De Lisi riesce a danzare sul pallone, non la perde mai Alberto De Lisi. Restivo. Di Cara. De Lisi. Per Di Cara. Di Cara si ferma, la gira a De Lisi. De Lisi chiede che il compagno si allarghi. Di Cara. De Lisi da ultimo uomo, la gira per Restivo. Restivo il controllo buono qui, ottiene un fallo utile. Può essere a 2 con il conto dei falli da parte del Bonifato, e allora si gioca con De Lisi da ultimo uomo, rischia un po' qui di Gaetano, rimpallo nelle mani di Romeo. Restivo. De Lisi. De Lisi serve Restivo, Restivo col petto mette giù per De Lisi. Di prima Restivo non ci arriva. Imperato, può avanzare. Ancora Imperato. Palla per Stellina, prova il dribbling di Cara. Rimessa laterale all'indietro. Butera. Di Gaetano.
Di Gaetano prova a puntare, Di Gaetano il tiro, Restivo lo ferma. Rimessa laterale in zona attacco per il Bonifato, risultato sempre sul 3-1. Palla all'indietro, Butera. Bonifato che cerca di lottare con tutti i mezzi possibili per giocarsi la corsa play out, per evitarli più che altro i play out. Ancora Di Gaetano, Di Gaetano lotta sul pallone, Di Gaetano resiste, Restivo, rimessa laterale, Di Gaetano, palla lunga di testa, Gandolfo riesce a respingere, Restivo la gioca per Vallecchia, adesso si alza il ritmo, Gandolfo l'occasione, Gandolfo, Baiamonte in uscita, grande recupero di Cara, la gioca sulla linea, palla per fuori, finisce il campo, rimessa laterale, Bonifato, Butera, Di Gaetano, Imperato, Di Gaetano, ancora Di Gaetano, Di Gaetano, Butera, grande la giocata qui di Gaetano e poi Romeo con la punta, in spaccata, la para. Ancora Butera in battuta, il Bonifato sempre Imperato prova a puntare Gandolfo, la gira per Di Gaetano, Di Gaetano, palla in mezzo, riesce a passare sulle gambe di Gandolfo, la palla in mezzo di Butera, era bella pensata, l'esecuzione un po' meno, e ancora in contropiede può andare Vallecchia in velocità, può puntare doppi passi ancora, Vallecchia, largo per Di Cara dentro, Baiamonte, respinge, ed è Butera, adesso l'azione si velocizza, ancora per il Bonifato, palla dentro Imperato, Restivo, copre bene, rimessa laterale per il Bonifato, Di Gaetano, Di Gaetano aspetta i compagni, allora arriva Butera, Stellina, il tiro di Stellina, Romeo respinge bene, c'era Butera in agguato, l'ha salvata la Take Club Palermo, Di Cara non si intende con i compagni, Vallecchia tutto regolare, lascia girare l'arbitro, c'era forse un sospetto fallo, Vallecchia prova in avanti, ancora Vallecchia, palla dentro, Gandolfo, e trova il gol, il suo primo gol stagionale, Vincenzo Gandolfo, Athletic Club 4, Bonifato 1. Ed è entrato Alberto Mosca al posto di Gandolfo, minuti anche per lui. Il numero 15 palermitano, pronto da pivot a giocare Tuzzolino, Mosca prova ad arrivarci, non riesce, ancora Di Gaetano, Di Gaetano, palla dentro, Tuzzolino in contropiede, Mosca sovrappone, Tuzzolino va da solo, Tuzzolino può andare, Tuzzolino, sinistro alto, Bonifato che va con Butera, e c'è Stellina che può puntare contro Vallecchia, la gira all'indietro, ancora Butera, Butera prova a superare l'uomo, ci riesce, palla dentro, Mosca manca l'intervento, adesso la salva Alberto Mosca su Faraci, salva tutto, rimessa laterale, Faraci, Mosca respinge, rimessa Athletic, Romeo, Tuzzolino, serve largo Vallecchia, Vallecchia per Tuzzolino, c'è Mosca sul secondo palo, non viene servito, non ci arriva perlomeno, e va Lamia prova a puntare il recupero, Vallecchia, Tuzzolino accanto, Vallecchia, viene servito Tuzzolino, dentro per Vallecchia, si ferma, Vallecchia sbaglia tutto, Baiamonte era già a terra, e ancora il Bonifato in contropiede con Faraci, Faraci palla dentro, Romeo, Vallecchia la salva e può giocare ancora l'Athletic in contropiede, campo aperto, palla sulla laterale, Tuzzolino, Tuzzolino per Restivo, se la ritrova lì, e va il Bonifato in contropiede, lotta Vallecchia, recupera il pallone, contropiede, 2 contro 1 adesso, Vallecchia, Restivo, all'indietro, Tuzzolino, altro gol per la corsa. Intanto i tifosi si aspettano anche il gol di Alberto Mosca, siamo sul 5-1, il gol di Tuzzolino, la doppietta personale per lui, sempre più vicino alla corsa per il capocannoniere del campionato, 5-1. Ancora Bonifato, Lamia, Stellina, palla sul secondo palo, Faraci può andare,
Ancora Faraci, Vallecchia riesce a sorpassarlo, Tuzzolino in contropiede, ancora Tuzzolino perde il pallone, Lamia prova a puntare, Vallecchia recupera il pallone, Tuzzolino si gira, Restivo, c'è Mosca largo, gli chiede di salire, viene servito Alberto Mosca, l'occasione, Mosca, palla dentro, niente male il tiro, palla sul secondo palo, era una buona occasione, ci ha provato, ma c'è comunque una deviazione, quindi calcio d'angolo. Ancora c'è speranza per Mosca per trovare il gol. Calcio d'angolo che deve essere battuto. 5-1. Tuzzolino il tiro. Bagliamonte c'è. E allora Faraci può andare in contropiede. Sempre il Bonifato. 5-1 risultato che ormai sembra essere messo in ghiaccio. Ancora Faraci però lotta sul pallone. E c'è Vallecchia. Ancora Vallecchia. Mosca si fa il blocco, Mosca l'occasione, Mosca può calciare, Bagliamonte. Palla dentro, Vallecchia, Restivo, palla dentro Mosca, la tiene lì. Sembra aver fatto un salvataggio invece che l'occasione creata. Alberto Mosca. Rimessa laterale Bonifato. Milazzo, Butera, Lamia prova il tiro, deviato Romeo. Tutti all'impiedi, ora basta. Pescila! Butera, sbaglia il controllo e allora va Vallecchia. Mosca, prova il dribbling. Un po' troppo lento rispetto a Milazzo, cerca di giocare Milazzo, Mosca lo può puntare. Milazzo, Faraci, Vallecchia prende il pallone, ci prova, palla lunga, Bonifato sulle mani di Romeo che gioca per Tuzzolino, c'è Mosca sul secondo palo, vediamo se lo serve Tuzzolino, prova a servirlo, ancora Tuzzolino, fermato da Lamia ed è palla sul fondo, no, palla sulla laterale per Bonifato, ancora Butera, Faraci, raddoppio da parte di Mosca e Restivo, Milazzo, Tabita recupera il pallone, Mosca si ferma, la gira Restivo, qui buona gestione di Mosca, ancora Tuzzolino, lo spazio lo crea per il tiro, Tabita dentro, che giocata, che gol sotto le gambe di Tabita ed è 6-1, 6-1. Alberto Mosca intanto acclamato dal pubblico, lo potete sentire. Purtroppo deve uscire, purtroppo per il pubblico a questo punto. 6-1. 6-1 Athletic Club Palermo intanto, che ormai sta davvero mettendo in ghiaccio la partita. Ancora il Bonifato prova la giocata, Tabita ancora può resistere, grande gol di Tabita intanto, Tabita dentro, Perlo Bianco, palla sul secondo palo, ferma tutto Milazzo, rimessa laterale. Adesso c'è anche la passerella per tutti quei giovani che hanno giocato un po' meno questa stagione per l'Athletic, soprattutto il numero 23 che adesso riceve il pallone, prova il tiro, respinge il portiere Bagliamonte, numero 23 esattamente Giuseppe Vitale, gioco fermo intanto per soccorrere Milazzo. 6-1 Athletic Club. Intanto si cerca di riprendere il gioco, esce Milazzo, ha avuto una piccola botta e può ritornare Imperato, rimessa laterale Vitale alla battuta, minuti anche per lui. Restivo, Tabita la gioca molto bene, Tabita, Marco Tabita, grande gioco di gambe questo ragazzo, la gira, palla dentro Vitale, manca l'intervento, manca il tap-in in centro verso la porta, in realtà l'ha toccata Imperato, lo bianco in anticipo, Vitale la controlla, in mezzo a due prova a passare, Vitale resiste la giocata di Vitale, Lamia, Butera, Bonifato che va in avanti con Imperato che sbaglia il controllo, palla fuori, messa laterale, Restivo può giocare
Lo Bianco, ultimi minuti in cui Athletic Club Palermo può gestire tranquillamente la partita. Il numero 23 Vitale prova a crearsi spazio e minuti per la prossima stagione ormai. Palla dentro, Restivo perde il pallone, va allora Faraci in contropiede, Faraci Romeo, ed è calcio d'angolo battuto lungo, Imperato può metterla giù, Imperato, lo spazio per il tiro, lo prova, esterno nella rete, Romeo, sembrava rimessa dal fondo, invece calcio d'angolo per il Bonifato. Palla lunga, calciata, Butera, Lamia, Imperato, Di nuovo, tutto avanti. Faraci, Bravo, bravo. Lamia, il tiro, Romeo col corpo, Butera, il sinistro, ancora Romeo, grande respinta, Baiamonte, Faraci, Imperato, Tabita in pressione, ferma il pallone, Imperato accusa la botta, ginocchio contro ginocchio probabilmente, l'arbitro aspetta che si possa riprendere, lascia giocare, palla dentro, Lo Bianco, può andare in contropiede del Club Palermo, Vitale, ancora Vitale, insiste Vitale sul pallone, Bonifato che va in avanti con Imperato, ancora Imperato, palla dentro, Faraci di Cara, ferma tutto in difesa e va adesso Lo Bianco, ancora Lo Bianco, passaggio respinto ed è rimessa laterale, Tabita alla battuta per Lo Bianco, Tabita si ferma, aspetti i compagni, all'indietro Lo Bianco e va Vitale, Di Cara può puntare Lamia, preferisce aspettare Di Cara, aspetti i compagni, torna all'indietro per Lo Bianco, Di Cara, palla dentro per Tabita, ottimo lo stop Marco, Tabita resiste alla carica, Baiamonte, quinto fallo per l'Athletic Club Palermo, intanto Butera il dribbling, Butera dentro, Faraci, Di Cara, E il quinto fallo! quinto fallo per l'Athletic Club Palermo, quindi un altro fallo e ci sarà il tiro libero per il Bonifato. Quinto fallo per entrambe le squadre. Intanto si ritorna alla ripresa dell'incontro con Di Cara. Di Cara il controllo, Di Cara dentro l'area, Di Cara prova a smarcare il portiere, non ce la fa, non trova lo spazio. Vitale la controlla e la gira all'indietro. Lo Bianco, Delisi può puntare con un ritmo un po' più compassato. Lo Bianco sbaglia tutto e va il Bonifato con Imperato dentro, Delisi recupera e c'è il contropiede, Di Cara, ancora Di Cara, il giovane 24 può andare, Di Cara, Lo Bianco, Vitale, manca l'intervento, occasione clamorosamente sprecata dai ragazzi di Mister Miosi ed è time out. Aspettiamo a favore di camera la decisione ufficiale del time out per chi l'ha chiamato. Time out per l'Athletic Club, risultato sul 6-1. Risultato sul 6-1, una partita che ormai comunque si avvia al termine, così come si avvia al termine della stagione. Il Bonifato che sta cercando di giocarsi la possibilità di evitare il play-out, ma in questo caso il risultato è nettamente deciso, quindi Bonifato che si farà la corsa play-out con il Sant'Isidoro Bagheria che sta vincendo, credo, il suo incontro secondo gli ultimi aggiornamenti statistici. Intanto poi comunque vedremo le classifiche anche, perché no, credo, anche sui nostri canali sportivi. Intanto rigioca l'incontro Bonifato con Imperato per Butera. Imperato per Butera, ancora Butera, la può controllare, Butera, palla in mezzo, nulla di fatto ed è una piccola deviazione utile per il Bonifato, calcio d'angolo, Imperato, ottimo il dribbling, Butera, ancora Butera dentro, Delisi, Butera il tiro, Romeo, la para, aspetta appunto la palla, Vitale che può puntare, Vitale contro Lamia, Vitale prova a puntare,
De Lisi in soccorso, ancora De Lisi, all'indietro, Lo Bianco, va Lo Bianco, De Lisi, De Lisi punta con velocità, doppio passo, ancora De Lisi, si gira, non ha spazio, gira all'indietro Lo Bianco, ancora Di Cara attaccato alla linea, Lo Bianco, De Lisi, Butera può avanzare per il Bonifato, Butera, palla dentro, Imperato non ci arriva e c'è il cambio, entra ancora Alberto Mosca, gli ultimi minuti della sua stagione se li gioca in questa partita, ancora Di Cara, Lo Bianco, De Lisi, lungolinea per Mosca, l'occasione, Alberto Mosca prova il tiro di punta, palla fuori, tentativo un po' velleitario da parte di Alberto Mosca, Baiamonte, Imperato, Imperato ancora, la gioca, Imperato con un po' di fortuna, cerca il dribbling, non c'è, rimessa laterale, Dai Matteo! Dai Matteo, dai! Lo Bianco, De Lisi, De Lisi ancora, largo per Di Cara, riceve il pallone Di Cara, pressato da Butera, Di Cara lungolinea, prova ad andare, Di Cara, palla dentro, mi sa che c'è il fallo e credo sia proprio tiro libero. Non dice niente! Tiro lì! Lo devi dire là! Ma stiamo scherzando! Ed è tiro libero, si è perso un attimo di fallo. Tiro libero per il Bonifato, sesto fallo fatto da Di Club Vale con tiro libero, Butera contro Romeo, occasione che può far accorciare le distanze dell'incontro. Butera, Capitan Butera contro Riccardo Romeo, pronto al tiro, Butera col sinistro, Romeo lo para con grande calma, Romeo, Di Cara, Lo Bianco, Lo Bianco con tacco per De Lisi, Di Cara, ancora Di Cara, Mosca largo, viene servito, Di Cara, Di Cara ancora, deve cercare i compagni all'indietro, De Lisi, De Lisi contro Imperato, Lo Bianco, e finisce così con il risultato perentorio di 6-1 del Club Palermo, che conclude la sua stagione, e Bonifato che conclude altrettanto la sua stagione, ma che forse, anzi senza forse, avrà in play out da affrontare Athletic Club 6, Bonifato 1. Amici di Sportisili, con questa ultima giornata di campionato noi ci salutiamo per la stagione di calcio a 5. Vedrete nei prossimi canali, probabilmente nei prossimi eventi del nostro canale, tutte le novità della prossima stagione. Da Ludovico Campuso è tutto, alla prossima.